Quando ero piccola, nonna Carmela, per l'ora della merenda, non mi comprava mica tante merendine, preparava piuttosto il bianco mangiare siciliano, il suo dolce preferito. Solo 3 ingredienti per un budino che profuma di latte ed è davvero buonissimo, oltre che facile da preparare. C'è solo una cosa a cui prestare attenzione: sciogliere bene l'amido per togliere tutti i grumi, altrimenti ce li portiamo fino alla fine e li sentiremo anche mangiando il dolce. Mettiamo l'amido tutto insieme nella pentola. E adesso lo sciogliamo prendendo una piccola quantità di latte dal totale e mescolando bene fino ad ottenere una cremina liscia. Personalmente amo scegliere l'amido di grano perché rende poi il dolce più delicato secondo i miei gusti. A proposito, il latte deve essere a temperatura ambiente e se possibile intero. Una volta certi di aver tolto tutti i grumi possiamo aggiungere lo zucchero. E adesso mettiamo tutto il latte restante. Questa è la versione più diffusa dalle mie parti ed è quella che ha sempre fatto nonna Carmela, però nelle zone di Modica, ad esempio, il bianco mangiare si fa con il latte di mandorla. Adesso per dare un po' di profumo vado a prelevare un po' di scorza con il pelapatate, così da evitare la parte bianca un po' amarognola. E adesso per portarlo a cottura ci vorranno davvero pochi minuti. L'importante è non smettere mai di mescolare. Qual è il dolce dei vostri ricordi? Per me è proprio il bianco mangiare. Devo dire che ha addolcito tanti pomeriggi della mia infanzia. Che poi alla fine è una crema bianca e si può utilizzare anche alternandola a dei biscotti secchi, magari bagnati nel latte o nel caffè, diventando una torta, la classica torta di biscotti. Adesso lascio che il latte, man mano che si riscalda, catturi il profumo, l'aroma delle scorze di limone, però prima che si addensi le tolgo per comodità. Vedete come il dolce sta cambiando già consistenza? Dobbiamo però continuare aspettando la comparsa delle bolle. Dalla loro comparsa aspettiamo ancora un minuto prima di spegnere. Ecco pronta la nostra crema bianca. E se proprio volete saperlo, è buonissima anche così, mangiata calda al cucchiaio, soprattutto in inverno. Adesso possiamo versarlo o in uno stampo unico oppure in singoli pirottini che poi saranno delle monoporzioni anche comode, soprattutto se abbiamo ospiti, amici. Adesso non dobbiamo fare altro che lasciarlo un pochino raffreddare a temperatura ambiente e poi lo spostiamo in frigorifero. Lì dovrà riposare almeno 6-8 ore perché dovrà diventare sodo esattamente come un budino e quindi facile da capovolgere e tagliare. Trascorso il tempo necessario possiamo sformare facilmente il nostro dolce. A me piace gustarlo così, però possiamo arricchirlo ulteriormente con cannella, lamelle di mandorle o perché no del cacao.